Per me sicuramente sarà un'impresa raccontarvi la storia dell'uccellino in chiesa, che volando una domenica con aria depressa finì in cattedrale durante la messa. Voi certo mi direte non c'è niente di male se un uccello finisce in un confessionale, ma c'era una ragazza che visto il passerotto lo prende e se lo ficca nella tasca del cappotto. Cip cip comincia il cinguettio che disturba la preghiera nella casa di Dio, così che il prete si fa il segno della croce e interrompe la predica e dice ad alta voce: fratelli fedeli, fratelli peccatori, chi tiene l'ugello è pregheto d'uscir fuori. A tali parole tutti gli uomini presenti lasciarono la chiesa senza fare commenti, ma conscio dell'equivoco il prete li fermò. Tornate pure dentro, che più chiaro sarò. Mi sono espresso male, perché volevo dire chi ha preso l'ugello è pregato d'uscire. In punta di piedi e con la faccia sorpresa ogni donna si alza e abbandona la chiesa. E subito il prelato che vuole riparare grida ancora alle donne: dovete rientrare, mi dite cosa avete al posto del cervello. Ho messo alla porta chi ha preso l'ugello, ma io mi rivolgo e non vedo l'offesa soltanto a chi l'ugello lo ha preso in chiesa. A testa bassa per coprire il rossore si avviene all'uscita quasi tutte le suore, e solo la badessa passando piano piano fa un gesto di minaccia al biondo sacrestano. Il prete furibondo e un po' di malumore ripete ancora: ferme, rientrino le suore, e per l'ultima volta vorrei che si allontani chi tiene l'ugellino nascosto fra le mani. Ecce cosa. Una nonna col nipote, 4 anni o poco più, in preda alla vergogna divenne tutta blu. Padre, scusate, quello voleva fare pipì. Gli stringo l'uccellino, se no ve la fa qui.